Allora, quello che io presenterò oggi non è altro che uno studio di 2 anni che SIPCAM ha proseguito, ha fatto insieme all'Università di Verona nella persona del professor Mori e insieme ad Agrea. In questo studio cosa siamo andati ad indagare? Siamo andati ad indagare come reagisce un prodotto insetticida, in questo caso EPIC, in miscela con dei biostimolanti. Sapete tutti che negli ultimi anni, soprattutto quando parliamo di lotta allo Scafoideus titanus, è sempre stato consigliato l'utilizzo di coadiuvanti per aiutare la penetrazione del principio attivo, però fondamentalmente non c'è mai stata data un'indicazione di quanto questi prodotti portino all'interno della pianta veramente più principio attivo, se questo principio attivo fosse più o meno efficace, ed è quello che siamo andati ad indagare noi. Allora, come prima prova, nel 2023 tramite l'Università di Verona cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle analisi di laboratorio praticamente, perché comunque anche se le analisi non sono state fatte in pieno campo, ma diciamo che il laboratorio spiega ovviamente nel dettaglio cosa succede magari in pieno campo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle piante, delle barbatelle di vite e le abbiamo trattate con diverse tipologie di miscele, ovviamente sia con EPIC da solo che con dei biostimolanti del nostro catalogo. Successivamente al trattamento, dopo 1 ora e 24 ore, sono stati presi dei campioni da queste piante. Okay? E cosa siamo andati a misurare? Siamo andati a misurare quanti microgrammi di acetamiprid sono stati assorbiti dopo 1 ora e dopo 24 ore. Quindi quello che vedete qui sono praticamente le tesi che sono state utilizzate, quindi vediamo EPIC da solo alla dose di 1,5 litri, classica dose Scafoideus, poi successivamente le varie miscele, con il Blackjack Bio, Leonardite attivata, Abis Pro, che è una miscela di alghe brune con estrazione meccanica, quindi non sono residui di altre lavorazioni, quindi l'alga è 100%, i principi attivi sono 100% rimasti all'interno della matrice, Perfectose Plus, che sono aminoacidi levogiri di origine vegetale, e cosa? Il coadiuvante, il famoso coadiuvante che insomma è sempre stato detto di aggiungere. Quello che vediamo qui adesso invece è l'analisi di EPIC utilizzato da solo, quindi dopo 1 ora dal trattamento vediamo che sono entrati 2,5 microgrammi per grammo di foglia di acetamiprid, dopo 24 ore 12,95. Quindi questa è la situazione senza l'aggiunta di nessun coadiuvante. Qui invece vediamo tutti i coadiuvanti, partiamo dal Blackjack, ovviamente dopo 1 ora dal trattamento ne sono entrati di microgrammi di acetamiprid 3,62, che sembrano comunque dei numeri bassi, ma se io vado a vedere percentualmente vuol dire che ne è entrato il 44% in più. Dopo 24 ore ne è entrato il 57% in più, 20,45 grammi contro quasi i 13 grammi del prodotto utilizzato da solo. Lo stesso l'abbiamo visto per la Bispro, lo stesso per il Perfectose in maniera un po' più marginale, e anche per il coadiuvante. Quindi coadiuvante, diciamo che quello che si è sempre detto insomma, di aggiungerlo al trattamento insetticida, lui effettivamente faceva il suo lavoro. Infatti abbiamo un più 14% dopo le 24 ore. Cosa interessante è che sì, faceva il suo lavoro, però lui diciamo, lavora da un punto di vista meccanico, quindi praticamente aumenta la distensione della gocciolina sulla foglia e quindi non apporta un beneficio da un punto di vista fisiologico, che è quello che invece fa il biostimolante. Prima parlavamo appunto di cambiamenti climatici, di piante stressate. Qua vediamo che trattare con un biostimolante, ovviamente in questo caso Blackjack e Abis Pro, che sono stati i 2 che hanno portato l'incremento maggiore, hanno effettivamente dato un aumento molto superiore rispetto a quello del coadiuvante singolo. Quindi diciamo dopo questo primo anno tramite l'Università di Verona abbiamo individuato questi 2 biostimolanti del nostro portafoglio per essere indagati un po' più nel dettaglio, perché sì, è vero, è entrato più principio attivo, ma questo principio attivo effettivamente mi porta più potere insetticida? Perché non lo sapevamo, quindi tramite Agrea l'anno successivo, quindi il 2024, siamo andati a indagare questo aspetto. Anche qui le prove si sono svolte in ambiente controllato, quindi avevamo dei barbatelloni sui quali sono stati fatti i trattamenti con i protocolli che avete visto prima, ma concentrati esclusivamente su Abis Pro e Blackjack Bio. E ecco qua, la barbatella
ovviamente hanno tutte le varie ripetizioni, le varie tesi, su ogni barbatella sono stati inseriti poi successivamente 10 individui di Scaphoideus titanus L3, che siamo anche un po' oltre l'età, diciamo, dove si va normalmente a trattare con un prodotto sistemico. Le barbatelle sono state trattate tutte nello stesso momento, successivamente, tempo T1, T2, T3, 3 giorni dopo, 7 giorni dopo, 10 giorni dopo, sono stati inseriti gli Scaphoideus titanus, in modo tale da vedere sia efficacia che anche persistenza del prodotto. Questo è il protocollo, come vi ricordo quello di prima, quindi 1 litro di Abyss Pro e 1 litro di Blackjack Bio, che sarebbe il dosaggio a ettaro. Questo è quello che vediamo al momento T3, quindi vuol dire che io sono andato a fare, ho inserito gli insetti 3 giorni dopo che avevo trattato quella barbatella. Ok, quindi vediamo qua i monitoraggi a 6, a 13, a 17 giorni e quello che vediamo, mi concentro sugli ultimi, su 17 giorni, vediamo che qui praticamente la mortalità raggiunge il 90%, 80% contro un 50% del prodotto utilizzato da solo, con differenza statistica. Ok? Andiamo a vedere la mortalità invece a 10 giorni, quindi gli insetti io li ho inseriti 10 giorni dopo che ho fatto il trattamento, quindi anche qui stiamo parlando che è un trattamento sistemico fatto in pieno campo, comunque anche con un insetto che mi arriva parecchi giorni dopo, stiamo parlando di più di una settimana, con monitoraggio poi a 24 giorni, vediamo che la barbatella trattata con il Blackjack Bio ha dato dei risultati che sono del 20% superiori invece alla barbatella con esclusivamente l'Epic. E qui stiamo parlando comunque, vi ripeto, lo sottolineo, l'insetto è arrivato 10 giorni dopo sulla pianta, cioè non 1, non 2. Quindi diciamo che con tutti questi 2 anni di prove noi siamo arrivati alla conclusione che utilizzando uno di questi 2 prodotti, o Abyss o Blackjack, al dosaggio che avete visto, quindi di 1 litro all'1, abbiamo un aumento dell'attività insetticida, un aumento della persistenza e di conseguenza, e visto che stiamo utilizzando dei biostimolanti andiamo a migliorare anche lo stadio fisiologico della pianta, perché non abbiamo usato un coadiuvante che non porta nessun cambiamento dal punto di vista fisiologico della pianta, quindi è quello, diciamo, l'effetto su cui dobbiamo puntare. Quindi noi alla fine di questi due anni di sperimentazione abbiamo diciamo, coniato un termine che noi definiamo Intake Tech Technology, che si basa sull'utilizzo di EPI con questi 2 biostimolanti, perché ovviamente non banalizziamo sul fatto di dire utilizzo un'alga, utilizzo una leonardite qualsiasi, perché ovviamente i biostimolanti hanno delle formulazioni che sono originali e che sono esclusività nostra, quindi i risultati che avete visto prima sono da attribuire esclusivamente alle formulazioni di questi 2 prodotti. Quindi anche qua ve l'ho riassunto in una slide un po' più sintetica, diciamo, quindi abbiamo una sinergia d'azione, miglioramento delle prestazioni dell'insetticida, miglioramento della fisiologia delle culture e una garanzia di compatibilità sia nelle miscele che nella selettività appunto sulla pianta. I 2 prodotti appunto utilizzati hanno il Blackjack e l'Abyss Pro. Io ho chiuso.